sfreggi. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, ultimo sabato di giugno. Oggi una trasmissione ricchissima, veramente da non perdere tempo. Abbiamo tanti ospiti in studio, ospiti importantissimi. Cominciamo l'elenco. Abbiamo Leonardo Moretti, violinista, un nome veramente di grande risonanza mondiale. Abbiamo in studio Dora Scapolatempore, arpista con il suo strumento. Tabata Caldiroli, podcast, divulgatrice, danzatrice. Abbiamo in studio Stefano Linati, consigliere degli Amici del Loggione, e poi faremo un collegamento con Nicola Monzino, liutaio. Credo di non aver dimenticato tutti, vero? Mi rivolgo collegialmente agli ospiti che sono qua in studio. Allora, diamo il via. Il protagonista di oggi sarà il nostro Leonardo Moretti con il suo violino. Però Dora Scapolatempore è un po' difficile, è un po' lungo come questa bravissima arpista che ha iniziato gli studi musicali presso il Conservatorio Verdi di Milano, ha conseguito il diploma accademico di primo livello e il diploma accademico di secondo livello in diritto scolastico nel 2009 con il massimo dei voti. Poi ha frequentato l'Università di Vienna sotto la guida, e qui non lo sappiamo i nomi, se è meglio dire a lei, eccetera, eccetera, eccetera. Nel settembre 2014 consegue con Eufont il trio il master in musica contemporanea da camera, insomma un curriculum ricchissimo che io concentro in mezza parola per lasciare spazio proprio a te, carissima arpista, con il tuo splendido strumento. Allora, adesso Dora devo avvicinare al microfono, suppongo, certamente. Si avvicina al microfono, così viene anche inquadrata nella sua bellezza. Tipico delle artiste. Siete tutte carine voi artiste. Tutte magre, con uno strumento così complicato e pesante, tutte magre. Sarà il trasporto che ci mantiene giovani, probabilmente. Pensate, è arrivata qua col suo strumento, come tu abbia fatto non lo so. Bene, sì, allora, esatto. Che cosa ci presenti come... Io appunto, tra tutti gli studi che ho sperimentato, vi presenterò un mio arrangiamento di un brano di un chitarrista classico, in realtà di fine Ottocento, che si chiama Francisco Tárrega, e il brano si chiama Capriccio Arabo. E siccome mi piaceva molto come melodia, allora ho ricreato per il mio quartetto jazz un arrangiamento che adesso ovviamente eseguirò in arpa sola e molto breve. Brava, perché poi Dora si esibirà anche con il nostro violinista. Esatto, sì. Questo perché comunque
l'arpa è proprio lo strumento classico per eccellenza. Se uno pensa all'arpa pensa alle signore magari con le parrucche nei salotti dell'Ottocento, però in realtà a me piace suonare un po', spaziare tra vari generi, perché appunto l'arpa è uno strumento completo, come il pianoforte ci permette di suonare qualsiasi genere musicale. Bene, allora mettiamo Dora all'arpa, diamo il via alla nostra trasmissione veramente molto ricca e molto intensa, cerchiamo di concentrare, di far parlare tutti, di ascoltare la loro voce. Intanto ascoltiamo le corde di Dora Scapola Tempore. Ma bravissima, veramente complimenti. La nostra arpista Dora Scapola Tempore. Quanti sbagliano il tuo cognome? Parecchi. Che Però almeno ho un nome corto che un nome aiuta. corto, che attualmente sta frequentando il master di secondo livello di alto perfezionamento in interpretazione musicale presso il Conservatorio Boito di Parma, seguendo gli studi di arpa classica e jazz. Esatto. Bene, mentre il nostro grande artista si prepara, deve apparire come un angelo, ha detto il nostro violinista, Diapason d'oro, pensate, nel 2019, vincitore del concorso Schubert, premio Abbado nel 15, regolarmente si è esibito presso la Carnegie Hall, ha suonato con l'orchestra e i solisti per i governanti di Haiti, Venezuela, i regnanti di Monte Carlo in Inghilterra, poi per Japping, per il nostro Presidente della Repubblica, e poi per la First Lady. Enfant prodige di pianoforte, diplomatico in musica, insomma veramente un curriculum che uno dice: quanti anni ha? 80? Va bene, allora diamo spazio intanto che il nostro Angelo col violino arrivi qua personalmente nei nostri studi, alla voce di Tabata Caldironi, che mi hai detto che in aramaico vuol dire gazzella. Sì, è un nome che ha un'origine molto lontana, perché appunto viene dall'aramaico, ma che oggi è molto inusuale, forse più all'estero qualche Tabata. Tabata è molto inusuale, però c'è. Ecco, senti Tabata, il pubblico si chiederà cosa c'entra Tabata oggi con l'arpa e col violino. Allora, siccome il nostro straordinario violinista farà un pezzo di una compositrice donna, io ho scritto da poco un libro tutto dedicato ai personaggi femminili, si chiama Le donne ferite di Puccini, ed è un Vediamo libro se lo riusciamo a fare dedicato inquadrare. tutto ai personaggi femminili delle opere del maestro che sicuramente amava molto le donne, questo nella sua vita vera, e forse conoscendole così tanto ha deciso di rendere moltissime delle sue opere di incentrare quello che poi sono state
le sue storie attorno alla vita, alle vicende di queste protagoniste. Protagoniste che spesso vengono raccontate da critici uomini e secondo me vengono anche un pochino, magari in maniera un po' tranchant, vengono insomma come era una cortigiana. Okay, no, andiamo un pochino più nel dettaglio e scopriamo perché queste donne, specialmente in quell'epoca, magari non avevano alternative a fare quella vita. E quindi racconta un caleidoscopio femminile di donne, di personaggi che possono essere molto vicini anche a noi. Quando mi dicono: "L'opera è molto lontana dal pubblico, dai giovani", dico: "No, qua vi sbagliate", perché in realtà l'opera parla tantissimo anche di tematiche ancora molto attuali. È vero, E è verissimo. quindi parliamo di donne in questo libro. Beh, ho le donne ferite poi poverine, quindi donne che hanno sofferto. Senti, dov'è il nostro violinista intanto nel frattempo? Credo che con un grande coup de théâtre stia arrivando. Sta arrivando il nostro violinista. Viene il nostro violinista, lo presentiamo ufficialmente. Allora, vieni Leonardo, grande violinista, lui dice: io suono ma non parlo perché preferisco suonare. In effetti il violino è il suo strumento con il quale suona in tutto il mondo, veramente non c'è parte del mondo dove Leonardo non abbia suonato. Adesso infatti si esibisce. Cosa fate? Vi esibite insieme ancora con l'arpa, Leonardo? Allora, un bel Mi inquadramento. avvicino per parlare. Eseguiremo appunto questo brano di questa autrice donna, Maria Teresa von Paradis, e dal titolo Sicilienne. E adesso abbiamo poco tempo. Bene, adesso sentiamo i nostri due grandi artisti, il violinista con l'arpa, due strumenti che veramente sono meravigliosi, celestiali. Ah, ma che bravi, ma troppo breve, mi avete Poco tempo. poco tempo. Riusciamo anche a inserire una telefonata velocissima però, perché questa è una radio senza filtri né censure, quindi un pronto rapidissimo. Pronto? Ah, devo essere rapida? Sì, rapidissima perché abbiamo 5 ospiti. Ah sì, ecco, questo signora le devo dire, che il popolo bue per amare la musica classica, come è successo a me, che ero una rocchettara, quindi io ho sentito per la prima volta la Moldava di Smetana, quindi sarebbe opportuno che in mezzo alle sue scelte facesse qualcosa per invogliare le persone ad seguire il suo programma. Grazie, buongiorno. Grazie signora, io spero che piano piano il pubblico si avvicini. Infatti facciamo parlare allora subito il dottor Stefano Linati, consigliere degli Amici del Loggione della Scala. Ecco, vede? Così può rispondere a questa nostra ascoltatrice. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Anch'io voglio fare i complimenti ai due bravissimi artisti. Sono consigliere di questa associazione che oramai ha poco più di 50 anni ed è stata voluta da quello straordinario personaggio che è stato Paolo Grassi nel momento in cui era sovrintendente del Teatro alla Scala, affinché gli appassionati, appunto i loggionisti, che sono i veri appassionati, e lui li definiva il sale del teatro, avessero una sede per riunirsi e poter discutere
a volte anche animatamente, riguardo agli spettacoli che andavano in scena alla Scala. Nell'ambito dell'associazione, poi, nel 1990 è stato creato il Gruppo Giovani, di cui io sono tra i fondatori, che come una delle sue prime attività ha deciso di organizzare una stagione concertistica che prosegue tuttora dopo 35 anni e si svolge nella sala auditorium dell'associazione 2 volte al mese il venerdì sera. Questa stagione, che ha 2 capisaldi, che sono quelle di essere gratuita e aperta a tutti, quindi anche ai non soci, ha anche lo scopo di valorizzare i giovani musicisti, proprio per farli conoscere, apprezzare e diciamo facilitare in qualche modo anche la loro carriera. Tra questi io ho avuto appunto l'onore e la gioia di conoscere Leonardo, che ha tenuto un concerto da noi 3 anni fa, e da lì è nata questa amicizia anche personale che prosegue nel corso del tempo. Bene, molto bene, un'amicizia molto importante, penso anche per Leonardo stesso, avere un amico come Stefano Linati, consigliere degli Amici del Loggione, della Scala, quindi senz'altro poi è un modo anche per portare i giovani alla conoscenza del pubblico e poi magari di lanciarli nella loro vita artistica nel mondo, no? Perché Certo. così è avvenuto anche, mi diceva, con Allevi. Certamente, ecco appunto fra i primi musicisti che si sono esibiti da noi ancora all'inizio degli anni 90 ci fu Giovanni Allevi, che venne a presentare le musiche che aveva composto per alcune fiabe, e fu un concerto veramente indimenticabile, e poi insomma tutti sappiamo la straordinaria carriera che ha fatto. Bene, bene, è quella che sta facendo il nostro Leonardo. Allora, chi è Leonardo? Adesso ti presentiamo un po' più ufficialmente. Leonardo, tu sei un ex enfant prodige, hai iniziato a 3 anni lo studio del pianoforte con illustri maestri, ti sei esibito nei teatri più importanti di tutto il mondo, cosa che stai facendo anche adesso con il violino. Cosa che il violino è un altro tuo grande amore, vero? Inquadralo bene Leonardo, perché io lo nascondo forse in qualche maniera. Vieni, mettiti qua che sei il protagonista. Dove va? Ah, deposita il violino. Appoggia il violino così. Ecco, così lo inquadri bene. Eccolo qua, il nostro Leonardo, inquadrato bene, nascosto un po' dal manico del microfono. Comunque Leonardo, questo violino che tu suoni è un violino del Settecento. Monzino. Sì, sì, certo, poi ci colleghiamo certamente ci colleghiamo con il signor Monzino, che ti ha dato un violino straordinario da suonare, di cui tu avrai una responsabilità, immagino, enorme. Sì. No, lo dico io che ho questa straordinaria diciamo opportunità di suonare questo splendido violino, però a questo punto io manderei in onda qualcosa che voi suonate, perché stai mettendo le cose sul microfono? sto mettendo le cose sul microfono, sì. C'è un po' di confusione, chiedo scusa. Allora, io passerei alla Carmen, cosa dici per questo arrangiamento di Horowitz? Qui sei a Mosca, caro Leonardo, dico bene? Doppio, sono 2 video. Sì. Vabbè, sono 2 video, sono già in scaletta, la nostra Sveva le manda in onda e qui ritroviamo o vediamo almeno nella sua bravura il nostro Leonardo, che si esibisce per un pubblico moscovita, quindi un pubblico che particolarmente apprezza la bella musica, perché sono abituati, a differenza nostra, di andare a teatro, di ascoltare tanta musica.
Veramente non ho parole, se qualcuno m'aiuta. Ed era giovanissimo in tutto ciò. Pianista e violinista. Sì. Veramente chiediamo anche, Ma Leonardo quanti anni avevi? Nel primo. Beh, ero più piccolo. Era giovanissimo, aveva veramente quanti anni sono che conosci, che ci rivolgiamo al nostro Stefano Linati, quanti anni sono che conosci questo talento? Oramai sono diversi anni e il concerto da noi agli Amici del Loggione però l'ha fatto 3 anni fa, perché in realtà l'avevamo programmato prima, ma a causa della pandemia è stato rinviato. Bravissimo. E di questi talenti quanti ne hai avuti nel corso dei tuoi 30 anni? Allora, talenti così eccezionali sono davvero rari. Direi 2 o 3. 2 o 3, sì. Penso che ma tu lo sai di avere talento? Poco. Poco, perché chi è così È molto modesto. Predisposizione. La chiama predisposizione. Vabbè. No, sicuramente è un dono di natura che però Certo. va anche coltivato e quindi c'è dietro anche tanto lavoro, tanta determinazione, ma in genere queste persone straordinarie sono anche molto umili, proprio come Leonardo. È vero, sono delle persone semplici, umili, che sanno di essere bravi, ma non se ne vantano, non se ne fanno un vanto. E allora andiamo avanti a ascoltarlo, perché abbiamo una scaletta ricchissima, vero Sveva? Che cosa troviamo adesso in scaletta? Troviamo Fornaciari Marco, no, Paganini. Paganini, adesso ci siamo con Paganini. Paganini, il diavolo della tastiera, del violino. Anche Angelo.
Anche Angelo, sì, più bello Angelo. Vediamo, allora sempre il nostro gratitissimo Leonardo, ancora con il suo prezioso violino. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke
e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. E torniamo in diretta, carissimi amici. Vi ricordo chi sono gli ospiti. Alla mia sinistra Leonardo Moretti con il suo stupendo strumento, il violino. Al momento l'arpa. Mi ha rubato lo strumento. Ah, ti ha rubato lo strumento. Poi accanto a Leonardo abbiamo abbiamo Tatana, presentati tu. Tabata Caldironi. Tatana Caldironi, poi Dora Scapola Tempore. con la sua arpa, che momentaneamente è dietro le spalle di Leonardo, e poi abbiamo Stefano Linati, presidente di Lotus. Consigliere degli Amici del Logione del Teatro alla Scala. Perché non è facile ricordare tutte queste. Tutti tanti questi oggi. sono tanti. E adesso andiamo alla Fondazione Adotta un Talento con Nicola Monzino, che abbiamo in diretta. Quindi pronto Nicola? Pronto Nicola? A tutti i presenti e agli ascoltatori. Buongiorno Nicola. Allora, che cosa ci dice di questo splendido strumento che Leonardo suona e che oggi però non suona? Intanto magari vi presento un po' meglio. Io faccio parte della Fondazione Antonio Carlo Monzino, che la nostra famiglia ha istituito proprio con l'obiettivo di dare la possibilità a giovani musicisti talentuosi di utilizzare degli strumenti antichi, che sono sicuramente più ricercati dai musicisti, per poter crescere, diciamo, nel loro percorso di apprendimento e di crescita professionale. Nella fattispecie Leonardo da un po' di anni è un nostro, diciamo, beneficiario. Sì? Beneficiario, ho detto, di questa Sì, questo è prestito. l'utilizzatore di uno di questi strumenti. Lui ha avuto prima una copia di uno strumento molto misterioso, che non siamo ancora riusciti bene a definire la sua paternità, perché potrebbe essere una copia di Amati, un famoso liutaio italiano, e che però adesso necessita delle operazioni di restauro, quindi ha avuto in uso un altro strumento, un Klotz, Joseph Klotz, intorno a fine 1700, che ci è stato prestato da una famiglia proprio per essere dato in uso ai musicisti, e Leonardo lo sta facendo suonare in maniera strepitosa. Eccellente. E quindi adesso però che strumento sta suonando? Adesso so che anche l'altro strumento ha avuto dei piccoli problemi, quindi ha in prestito un altro strumento momentaneo, che purtroppo capita con gli strumenti, soprattutto così, tra virgolette, anziani, di avere dei problemi di anzianità e di avere necessità di piccoli aggiustamenti. Quindi quello che lui adesso non gli è stato dato in prestito. Non so se lui adesso lo suonerà, ci farà sentire. Ha già suonato, io non so se vuol suonare ancora, perché con Leonardo è tutta un'improvvisazione. Noi stiamo andando così a ruota libera e d'altra parte è una trasmissione un po' a chiacchiere, non c'è nulla di prestabilito, e quindi non so se Leonardo cosa voglia fare. Noi abbiamo una scaletta comunque musicale. Intanto Nicola, noi la ringraziamo. Dal 2009 è un progetto che si impegna a promuovere la cultura e la formazione musicale, ha già coinvolto oltre 30 giovani musicisti, magari nel frattempo sono anche di più, e veramente è una cosa molto bella questa della Fondazione Antonio Carlo Monzino. Adotta un talento, e lei in questo caso un talento. Ha adottato il talento con il nostro Leonardo Moretti. Bene, la ringraziamo tanto.
Grazie a voi e Grazie. buona continuazione musicale. Grazie infinitissime. Bene, abbiamo sentito anche la voce di Nicola Monzino, che ti avrà fatto piacere, perché penso che ci sia anche un'amicizia fra di voi, un affetto e soprattutto manovrare o maneggiare certi strumenti ci vuole una grandissima responsabilità. Invece la tua arpa, che arpa è, Dora? Questa è un'arpa americana, una Lion Healy, acquistata un po' di anni fa. È un po' più piccola delle altre, perché è più maneggevole da trasportare. Comunque sono strumenti molto pesanti e quindi ho preferito comprare un'arpa un po' più piccolina delle altre, che comunque ha un buon suono e che utilizzo insomma per Io, tutto. per parlare di arpa, così un piccolissimo inserto che tu conoscerai senz'altro, la Luisa Prandina, Sì. venne a suonare tempo fa per un concerto che avevo organizzato, addirittura era incinta e trasportava quest'arpa con una macchina, Sì, infatti uno strumento bellissimo, un po' ingrato. ingrato col padre che l'accompagnava. Bene, riprendiamo la nostra scaletta musicale, caro Leonardo, dove siamo arrivati? A Fornaciari Marco? Dice di sì. Ma tu volevi dire qualche cosa anche sul violino, avevi detto prima. Paganini, Di sì, Paganini, che- ecco. che- Ti avvicino al microfono. no, sì, che Scusate il rumore. sì, no, comunemente abbinato al diabolico, a dire la verità, quando suonò a Vienna, Schubert spese tutto ciò che aveva per poterlo ascoltare nel concerto, che era tra l'altro il famoso La Campanella numero 2, e disse ho ascoltato un angelo, e quindi era altro da quello che Che si diceva invece. sì, da quello che l'illusione delle capacità poteva portare a pensare. Quasi stregonesche Mh. va bene. Allora andiamo avanti con la nostra scaletta. Troviamo adesso che cosa abbiamo in scaletta? È un vincitore del concorso Paganini, tra l'altro. Un vincitore del concorso Il Paganini. violinista, sì, con cui suono. Bene, allora passiamo al prossimo brano e poi vediamo ancora perché abbiamo tanto da ascoltare. Rapidissimo, è stato veramente un'apparizione. Andiamo a New York adesso, alla Carnegie Hall. Andiamo ti ricordi che cosa hai suonato alla Carnegie Hall? Ho suonato è un frammento del brano del maestro del maestro di Puccini, che era Bazzini, Antonio Bazzini. Ah sì? Sì, è una specie di danza degli spiriti. Sì, la conosco. Sì, sarà altri Pochi secondi, però quanto basta per vederti almeno in una sala così prestigiosa dove solo grandi talenti vanno a suonare. Ah, velocissimo, veramente Allora, sentiamo ancora la voce, ti abbiamo fatto parlare poco, cara Tabata Tabata, sì, Tabata. ho il nome molto difficile, però è musicale. Tabata. Tabata, sì, sei anche ballerina. Sì, io sono stata danzatrice. Adesso pensando appunto a Leonardo che era a New York in quella sede meravigliosa della Carnegie Hall, che ovviamente Lo so, è il stata anch'io a un tempio concerto, è il certo, tempio della sì. musica. Mi viene in mente che appunto Puccini sicuramente ha avuto moltissimo da quella città e ha dato moltissimo anche agli Stati Uniti, perché era molto amato e è tuttora amatissimo. Io ho un Con la festival di danza, l'Italian International Dance Award, dove tutti gli anni in realtà ci occupiamo di danza, però dire italiani spesso dicono: "Ah,
la Bohème, Puccini, Tosca, Madama Butterfly. Questa cosa viene spesso associata proprio perché il maestro ha lasciato qualcosa di indimenticabile in quella città. Comunque ha scritto anche La fanciulla dell'Ouest. La fanciulla dell'Ouest, che è il primo spaghetti western in opera. Sì, proprio. Era un grande omaggio per quella città e per quella cultura, la cultura americana che così l'aveva così tanto amato. Ogni tanto mi vien da pensare che amiamo più l'opera, cioè amano più l'opera all'estero di quanto non lo si faccia qua. È vero, all'estero è molto, apprezzata. Parlavamo invece, a proposito non di America ma di Asia, parlavamo con Leonardo del fatto che ormai tantissimi musicisti sono asiatici. Molti, i conservatori sono pieni di studenti asiatici, è vero. Senti, allora proseguendo l'ascolto, adesso Leonardo ti troviamo in un tuo concerto. Hai realizzato tu un concerto, quindi sei anche compositore? Sì, lì c'è un branetto. C'è un branetto, ma c'è un branetto che tu hai eseguito a Budapest. È quello di È lo spartito? Lo spartito, prendilo pure. Questo qua. Lo spartito. La sinfonietta alla commendatrice Liliana. Che bello, hai dedicato alla Liliana Segre. Quello il suo piano, sì. Quello è il documentario sulla sua vita. Sulla sua vita. Vabbè, ascoltiamo, poi magari ci dai qualche spiegazione in più. Veramente molto bello, molto intenso questo brano. Io vorrei che qualcuno di voi mi aiutaste a decifrare questo brano che veramente è stato colonna sonora di un documentario molto importante. Infatti, la colonna sonora dedicata a Liliana Segre. Sì, nel documentario appunto che si chiama Liliana, andato in onda sulla Rai, sbaglio? No? Andato in onda su Rai 1.
il regista ha voluto appunto Gabbai. Gabbai ha voluto inserire un brano di Leonardo come grande Veramente. omaggio a questa donna così importante della nostra storia e del nostro presente. Ma poi ha trascritto, trasmesso in musica veramente qualche cosa di così, di sofferente, però che dà anche speranza tutto sommato. Bravo, bravo, Leonardo. Adesso ne starà per fare un altro di documentario sempre con Gabbai. Ah sì? Dedicato alla famiglia Fiano forse, ecco, dedicato alla famiglia Fiano, di cui ho l'onore di conoscere il figlio Enzo, che saluto veramente con grande affetto e molta cordialità, davvero. Penso che sia anche reciproca, il che mi fa molto piacere. Allora, carissimi, andiamo avanti con, eravamo a Budapest con il concerto, adesso abbiamo un concerto contemporaneo. Che cosa ci dici su questo concerto contemporaneo? Dici niente, ascoltatelo. Sì. Va bene, allora andiamo col concerto contemporaneo, la musica è sempre del nostro grande violinista Leonardo Moretti, poi prepara il violino, dai, che ci lasci con, ancora con un accordino di arpa e violino, così in estemporanea, perché questa è una trasmissione che nasce qua, nasce qui. Non è nulla di preparato, vero Sveva? Dice sì. Preoccupatissima, dice sì. Ah, ecco, terminato. Allora state cercando l'ultimo brano che Leonardo Moretti non vuol fare in diretta, allora facciamo fare un brevissimo riassunto a tutti i nostri ospiti. Partiamo dal nostro Nicola Monzino. Nicola Monzino, cosa auguri a questi ragazzi che vengono... Ah, il collegamento telefonico. Allora Stefano Linati. Stefano Linati. Allora, io mi auguro che il nostro paese, l'Italia, che è il paese della musica, possa dare a questi giovani talenti e giovani promesse, ne abbiamo tanti, il futuro che si meritano, che è quello di una maggiore considerazione, una maggiore possibilità di realizzare i loro sogni nel nostro paese senza dover andare all'estero, Giusto. oltre Alpe, dove la musica è ancora considerata in un altro modo. Ecco, speriamo che anche qui ci sia maggiore interesse, maggiore considerazione e una maggiore valorizzazione di questo patrimonio culturale straordinario che solo noi abbiamo. E poi che le orchestre non chiudano, perché tante orchestre purtroppo vanno esaurendosi. Allora, questo è il pensiero che condividiamo tutti di Stefano Linati. Sentiamo il pensiero invece di Tabata. Dimmi, cosa c'è? Allora, Leonardo mi ha detto che gli farebbe piacere far sentire un ultimo brano. Certo. Schindler List. Sì. Quello mi dice qui vicino a me, che è quello ovviamente del film, è omonimo. Chiudiamo che con questo? Sì, finiamo con questo che Certo. proviene dalla Rai. Certamente, chiudiamo con questo. Faccio fare un saluto definitivo ai nostri ospiti, a Tabata Calderoni. Io vi ringrazio tantissimo per il tempo dedicatomi e vi consiglio la lettura di Le donne ferite di Puccini, Comincerò edito io. dal Pellegrino. Comincerò volentieri io. E Dora Scapolantempora con la tua arpa, cosa ti auguri? Sì, Dodo? grazie dell'invito, grazie a Leonardo, è sempre un piacere suonare con lui
Niente, mi associo appunto all'augurio che ci siano sempre più concerti, soprattutto anche per far scoprire strumenti poco conosciuti come l'arpa o altri che non sono inseriti molto nei cartelloni. Noi da questa trasmissione cerchiamo di fare il massimo che veramente. Poi comunque Grazie. vanno in replica le trasmissioni, quindi possono riascoltarle. Un grazie affettuosissimo a Sveva, sempre bravissima, e quindi lasciamo alla conclusione al nostro super bravissimo Leonardo Moretti con il suo splendido violino. Grazie Leonardo, che adesso è passato alla regia, perché forse si diverte di più stare in Cambiato regia. ruolo. Va bene, grazie Leonardo, e ti aspettiamo presto la prossima volta ancora con un ricco repertorio. Ai nostri amici appuntamento a luglio.
Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.